Benvenuti all'appuntamento del lunedì con Momento Sport, che apriamo parlando di calcio. Subito il campionato di Lega Pro, dove è tornata alla vittoria la Virtus Entella sul campo di Alessandria, ha battuto per 2-0 la Juventus Under 23. Le reti sono state segnate al 28esimo da Ioccolano e al 39esimo da Caturano. I biancocelesti, che mantengono il secondo posto in classifica, 72 punti, in testa il Piacenza, vittorioso con l'Olbia nel campo di casa, un match molto combattuto che ha visto per due volte i biancorossi andare in svantaggio e chiudere la partita sul 3-2 con la rete della vittoria che è stata segnata all'84esimo. Per la Virtus Entella dunque l'ultima partita sarà in casa sabato prossimo contro la Carrarese. Sentiamo intanto le interviste a fine gara dopo l'incontro con la Juventus. Mister, l'Entella fa il suo dovere e non era un compito facile, perché chiaramente non sono stati giorni facilissimi per la sconfitta di Piacenza, ma ancora una volta la squadra dimostra di avere grande personalità e anche grandi attributi, perché non era scontato oggi. Sì, sono d'accordo. Era una partita difficile per come naturalmente arrivava, una settimana un po' particolare, avevamo perso uno scontro diretto a Piacenza e quindi siamo stati superati. Però questo era un crocevia fondamentale per noi, perché noi dobbiamo andare all'ultima partita e giocarci il campionato fino all'ultimo minuto di recupero che avremo da giocare. Sappiamo che non sarà facile per noi, ma non sarà facile nemmeno per loro, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi, a vincere la partita e non farci influenzare da quello che sarà la partita del Piacenza. Quindi dobbiamo fare 3 punti, dobbiamo arrivare a 75 punti e poi, ripeto, come ho detto sempre, se loro faranno più di noi, bravi loro, ma noi dobbiamo fare 75 punti. Una squadra come la nostra, che parte a novembre, che in 5 mesi e 16 giorni gioca 39 partite, comprese le partite di Coppa Italia, e fare 75 punti qualora si dovesse vincere sabato è veramente tantissima roba. Quindi dobbiamo continuare così e crederci, perché ci crediamo assolutamente. Quindi oggi è stata una partita difficile, perché, come ho detto, psicologicamente doveva essere affrontata nel modo migliore, l'abbiamo approcciata molto bene, siamo andati in vantaggio, un grandissimo furore agonistico, un grande ardore, c'è stato anche da soffrire, da combattere, l'abbiamo fatto, abbiamo portato a casa 3 punti veramente molto molto importanti. Squadra molto compatta e molto concentrata fin dalle fasi di riscaldamento, l'abbiamo vista seguire il riscaldamento a bordo campo, e poi c'è stato questo approccio, questi primi 30 minuti per mettere le cose subito in chiaro, trovando buone giocate, con pazienza, senza frenesia e colpendo il momento giusto. Sì, assolutamente sì, come hai detto tu è stato un approccio importante, un approccio da grande squadra, ma noi siamo abituati comunque a lavorare così, a giocare così, poi ripeto i ragazzi non sono delle macchine. Ci sono anche giornate un po' meno buone, quindi a volte si incappa in giornatacce, però la squadra ha avuto in tutto l'arco del campionato grandissima continuità di rendimento e quindi, ripeto, dobbiamo solo mantenere ancora questo atteggiamento per una settimana, poi vedremo quello che succederà. Salvatore, 3 punti importanti, non banali e non scontati, contro una squadra che giocava libera di mente e che psicologicamente poteva interpretare la partita nel migliore dei modi. Una buona Entella fin dalla prima frazione, avete trovato il gol nel momento migliore del primo tempo, chiudendola già nella prima frazione. Sì, oggi era importante vincere, era importante conquistare i 3 punti senza guardare le altre partite. Ci siamo riusciti, siamo contenti e ora ci giochiamo quest'ultima partita al Comunale, sperando di fare un risultato positivo e magari un passo falso del Piacenza. Però ripeto, noi in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi. Non nego il fatto che vincere domenica, vincere sabato e sperando in passo falso del Piacenza, quello è normale, perché sarei un ipocrita a dire il contrario. Quindi andiamo lì con la testa giusta e prepariamo la settimana come abbiamo sempre fatto. Ecco, psicologicamente oggi non era facile rispondere subito sul campo dopo la sconfitta di Piacenza. L'Entella aveva tanto da perdere in questa partita, anche perché chiaramente vincere significa allungare questo duello almeno di una settimana e poi, trattandosi di un pallone che rotola, vedere che cosa succederà la settimana prossima. Sì, assolutamente.
avevamo più pressioni noi questa partita che loro, quindi ci siamo riusciti, abbiamo conquistato 3 punti fondamentali, abbiamo fatto un'ottima gara, non abbiamo rischiato quasi mai, quindi siamo contenti e guardiamo avanti. È stata una settimana questa nella quale si è parlato tanto del pubblico, ti chiedo quanto sarà importante e fondamentale giocare in 12 sabato prossimo contro la Carrarese. Assolutamente, sarà un'arma in più per noi, perché ora come mai abbiamo bisogno veramente dei nostri tifosi, di un comunale pieno, perché ci devono dare la spinta per conquistare questi 3 punti e vedere cosa fa il Piacenza, perché Piacenza va a Siena, non va a fare una scampagnata o una passeggiata. Sappiamo tutti che il Siena è un'ottima squadra, costruita comunque per vincere, per lottare per lo stesso obiettivo che abbiamo noi, quindi sarà dura per loro, sarà dura per noi, perché affronteremo una squadra molto competitiva, una squadra che ha un attacco fenomenale, una squadra costruita anche loro per vincere, quindi sarà battaglia e come non mai ripeto che abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Ora uno sguardo ai risultati per quanto riguarda la Serie D, torna alla vittoria anche la Lavagnese che giocava in trasferta sul campo del Borgaro Nobis, battuto per 2-1. I bianconeri sono passati in vantaggio al 24esimo del primo tempo con Basso, sono stati raggiunti al 39esimo del secondo tempo con un gol di Pinelli e al 44esimo del secondo tempo il definitivo 2-1 con la rete segnata da Avellino. Una rete che vale una vittoria e anche i 42 punti in classifica al di fuori della zona play-out. Battuta d'arresto invece per il Sestri Levante che ospitava l'Inveruno. La partita al Sivori è terminata sul risultato di 2-0 per gli avversari con le reti di Stronati e Chessa. Corsari restano fermi a 37 punti in classifica in area spareggio salvezza. Domenica l'ultima di campionato, il Sestri Levante si gioca la salvezza a Bra, mentre la Lavagnese ospiterà il Pro Dronero. E ora facciamo un balzo di categoria, andiamo in terza categoria con la festa che si è celebrata allo stadio Danieri di Caperan che ospitava lo spareggio in terza categoria tra Rupinaro Sport e United Merello. I chiavaresi hanno battuto gli avversari per 3-1 con una doppietta di Turcato a segno al 35esimo al 60esimo. Al 65esimo hanno accorciato le distanze gli avversari con Ferrari, ma 2 minuti dopo è arrivata la rete del definitivo 3-1 messa a segna da Scevola. Il Rupinaro sale così in seconda categoria e nel prossimo fine settimana invece gli avversari del United Merello si giocheranno i play-off con il Mocconesi che sabato aveva battuto 2-1 in semifinale il Portofino. Ma vediamo la festa che è scoccata al fischio finale. Complimenti mister. Grazie. I complimenti da fare ai ragazzi, sono stati favolosi tutto l'anno e oggi hanno dimostrato che siamo una squadra più forte, più unita di tutte quante. Non c'è più voce, mi dispiace. È stata una bella stagione, c'è stato qualche momento alla fine, no? Sì, perché noi siamo una squadra che se troviamo le squadre che ci mettono sotto, alla fine sono usciti i valori della squadra. Oggi è una bella partita per voi. Bellissima, contro una bravissima squadra che meritava quanto noi. Faccio complimenti al Merello, tutto il Merello, perché se sono arrivato a questo punto anche merito loro. Anche sportivamente in campo è stata una bella partita. Insomma, lo sapevo che sono una squadra corretta, non sono più quei passi di una volta, mi fa piacere. Allora complimenti anche per questo e soprattutto. Soprattutto perché è stata una bella partita, senza falli cattivi, è stata una partita maschia, ma però giocatori onesti, niente falli stupidi, niente reazioni, niente. Perfetto. Una bella vetrina per il calcio locale è stato questo finale di terza categoria. Beh, per dire la verità sono molto contentissimo, non contento, contentissimo. È stata una bella gara, si sa,
una gara quando si gioca uno vince e uno perde, però devo fare i complimenti a tutte e due le società. Sono stati bravi sportivamente, mi ero permesso prima di iniziare la gara, li ho pregati di comportarsi, di fare una bella giornata di calcio, di ricordarsi che può vincere uno, può vincere l'altro, ma noi dobbiamo pensare solamente allo sport. È stata una bella giornata, veramente una giornata che mi ha riempito, diciamo, di orgoglio di questa delegazione, anche perché la terza categoria, oltre alla delegazione di Chiavari, solo Genova la fa. Non la fa Imperia, non la fa Savona, non la fa La Spezia. Pertanto per me e per la mia delegazione è un onore. Tra l'altro anche una bella cornice di pubblico. Sì, veramente il campo di Caperana è stato esaurito, non ci sono posti né in piedi né seduti. Avevo paura che se venissero i carabinieri qualcuno li buttava fuori, nemmeno in Serie D si vede tanta gente, è stata una bellissima giornata. Viva la sportività! Sì, sì, viva la sportività, peccato è andata così. Sicuramente nell'arco dell'anno probabilmente hanno meritato più loro. Noi siamo giovani, dobbiamo crescere, è già buono essere qua oggi. Se un mese e mezzo fa ci chiedevano oggi dove eravamo, probabilmente no, pensavamo di essere ancora a fare i playoff, invece siamo qua, bene così. Avete dato vita a un finale di campionato elettrizzante. Sì, ci abbiamo sempre creduto, non ci abbiamo mai mollato nulla e siamo stati ripagati con questa finale che purtroppo è andata come è andata. Merito a Rupinaro che ha fatto sicuramente una cavalcata importante. Io mi prendo le mie responsabilità, oggi abbiamo sbagliato, quando si sbaglia la colpa è del mister, quindi Vabbè, ma nello sport succede sempre così. Vediamo un po' cosa dice il capitano. Che partita è stata? È stata una bella partita, un po' maschia, onesta perché grandi falli non ce ne sono stati, decisa su qualche occasione, però se andiamo a vedere in effetti il complessivo dell'anno è stato, ce la siamo sudata, ce la siamo andati a guadagnare e ci godiamo comunque la vittoria di un campionato. Diamo atto a loro che non hanno mai mollato, sono sempre stati lì e a noi che gli abbiamo dato filo da torcere fino all'ultima giornata, fino a oggi. Oggi, insomma, che partita è stata secondo te? Una buona partita, difficile queste partite qua, bisogna prendere un po' con le pinze. Siamo partiti bene, poi hanno fatto gol, è andato un po' così tramite episodi, però una bella partita da ambo le parti. Il mister cosa dice di oggi? Bella partita sicuramente, davanti a un pubblico eccezionale per la categoria, perché noi non siamo abituati a questi palcoscenici e purtroppo oggi è andato male solo il risultato. Poi per il resto va bene così. Ci sarà modo di rifarsi? Sicuramente, noi adesso abbiamo settimana prossima la finale dei playoff, quindi abbiamo un'altra opportunità comunque. Perché per voi vai ancora avanti? Sì, dobbiamo fare la prossima settimana la finale contro il Moconesi che è arrivato terzo, ha vinto la semifinale, quindi lavoriamo ancora, andiamo avanti. Presidente, una nuova esperienza quest'anno con lo sport. Sì, siamo arrivati a un punto che nessuno poteva immaginare quando è nato Rupinaro Sport, cioè lo sognava qualcuno, ma è andata così e oggi è una bella giornata di festa e anche se ritardato di una domenica, un risultato che avevamo cominciato a fiutare già da metà di campionato. Il sogno si è avverato, si legge. La maglietta era rigorosamente tenuta nascosta. No. Grande press! Andiamo! Eccolo lì. Andiamo! Succedono queste cose, succede. Sì, bene, oggi è grande gioia, grande festa. Bene, un bel momento e bello anche perché c'era la rappresentativa delle squadre dei più piccoli, le famiglie, è stato un momento di festa per tanti. Il campo era pieno di cuore sul tappeto verde e poi di cuore anche sulla tribuna con tanti che hanno accompagnato qua i nostri ragazzi. Allora bisogna credere nei sogni in questo caso, in seconda sono andato. Sì, è uno dei motti della squadra, insieme per realizzare un sogno, insieme questo pezzetto di sogno si è realizzato. Adesso bisogna pensare all'anno prossimo. Sì, ma intanto la prima cosa è lo spirito col quale i ragazzi hanno giocato quest'anno, uno spirito di amicizia, di fraternità. Prima di entrare in campo ci siamo detti che non era importante il vincere, ma il fare una bella partita e metterci del meglio.
e direi che lo hanno fatto e questo poi ha portato anche a un risultato, siamo ben contenti di questo, ma il risultato più grande è anche la gioia che abbiamo visto insieme, che non è solo quella della vittoria di oggi, ma anche di una squadra, di un gruppo di amici che ormai da tempo si ritrova e condivide un'esperienza anche educativa come quella dello sport se vissuta in un certo modo. Capitano, abbiamo alzato la coppa. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo complicati la vita all'ultima giornata di campionato col Marina Giulia, però è stato più bello vincerla oggi, in questo modo. Avete dato più spettacolo. Esatto, c'era anche un bel pubblico, quindi meglio così. Come state in campo? È andata bene, siamo andati nel primo tempo in vantaggio, abbiamo chiuso 1-0 in vantaggio, poi abbiamo raddoppiato, poi abbiamo preso un gol un po'... secondo me casuale, poi siamo stati bravi a rimettere subito la portata in pugno e abbiamo vinto 3-1 meritatamente. Che effetto fa avere una coppa così in mano? Ma sicuramente è un bellissimo effetto, cioè noi siamo nati 5 anni fa e diciamo che raggiungere questo obiettivo era impensabile all'inizio. Abbiamo lavorato e siamo cresciuti come società e passo dopo passo abbiamo raggiunto questo grande traguardo tutti insieme. Qua i festeggiamenti continuano. Ma assolutamente sì, è giusto festeggiare perché abbiamo faticato un anno intero, ma alla fine siamo stati premiati anche per i nostri sforzi, perché comunque al campo eravamo sempre tutti presenti, sia anche venerdì che con la Grandi eravamo tutti presenti, quindi è un giusto premio e ora è giusto festeggiare. Quali sono stati i vostri punti forti, capitano? Direi il gruppo. La cosa fondamentale è il gruppo, che gli altri anni magari c'era, però un po' meno affiatato, quest'anno il gruppo ha fatto la differenza, assolutamente. Qua abbiamo un pezzo di difesa. Eh sì, noi siamo i 3 difensori che insieme ad altri comunque abbiamo dato vita a questo sogno e siamo stati la miglior difesa in campionato, anche oggi comunque abbiamo preso solo un gol contro una signora formazione che comunque abbiamo passato tutte e due un'annata fantastica, siamo stati diciamo forse un po' più bravi noi e siamo contentissimi del risultato e facciamo anche i complimenti agli avversari. C'è stata molta sportività oggi in campo. Sì, quella è la cosa importante, che si è vista una bella partita, tranquilla, vabbè, dei colpi ci sono stati ma ci sta in queste partite qua, l'importante è a fine aversi dato la mano con gli altri, va bene così. Va bene, vi lascio andare negli spogliatoi perché sento che i festeggiamenti continuano. Assolutamente, è solo l'inizio. Cosa è previsto? Una notte? No. Guarda, dobbiamo essere sinceri che col Marina Giulia l'ultima partita abbiamo preparato tutto e invece ci è saltato, allora ho detto non prepariamo niente, quindi sarà tutto quel che sarà sarà. Ilario, ci siamo anche infortunati, un dirigente infortunato al terzo gol. Sì, esatto, sono stato l'unico infortunato in campo in questa partita. Al terzo gol dalla gioia ho scavalcato la borsa medica e ho sentito tirare il polpaccio della gamba destra. Adesso penso che per la prossima domenica non so se riuscirò a scendere in campo. Comunque siamo contentissimi veramente di questa giornata, è stata una bellissima partita, una fine di campionato importante, bella, una tribuna pienissima, stracolma di gente, una bella partita. Complimenti al Merello che ha fatto un grandissimo campionato e fino all'ultima giornata anzi c'è avuto anche lo spareggio per decretare la vincente. Complimenti a tutti. Il fondatore sarà la persona tra i più felici. Sicuramente sono felicissimo, non pensavo che in questi 5 anni di anni della società Rupinaro Sport avremmo raggiunto questo obiettivo. Io giocavo già nella Rupinarese negli anni 80, siamo riusciti a farlo dopo parecchi anni, invece questa volta dopo 5 anni. Poi stiamo crescendo anche come a livello di persone nel settore giovanile e siamo molto contenti, speriamo di continuare così e di giocare una bella seconda categoria il prossimo anno. Anche il tesoriere è contento, oggi non so l'incasso, credo che sia stato il più alto dell'anno. Sicuramente oggi c'era tanta gente, siamo contenti perché era una partita che lo meritava, era la prima volta che c'era una finale, diciamo, lo spareggio per andare in seconda categoria. Siamo contenti per la società, per i tifosi, per i ragazzi e per tutti quelli che sono affezionati a Rupinaro Sport e cercheremo l'anno prossimo di fare una bella seconda categoria e di crescere proprio anche come società. Noi abbiamo anche la juniores, i bimbi, la femminile, tutto e quest'anno veramente per noi è stato un anno importante e molto soddisfacente, siamo contenti, ecco, grazie a tutti. Bene, abbiamo visto Ilario grandi feste negli spogliatoi, non solo in campo, insomma poi domani bisogna pensare all'anno prossimo. Ma veramente domani, anzi da subito dobbiamo pensare alla domenica prossima, abbiamo una partita, una finale di Supercoppa del Presidente
Giocheremo qua al campo di Caperana alle 16 contro la Ciassetta, quindi contro la vincente del campionato di seconda categoria. Ci faremo trovare pronti e poi inizieremo a pensare per la seconda categoria, assolutamente. Cici, lui lo metterete in campo, sarà pronto come dirigente? Come dirigente può giocare tranquillamente, è un ex portiere veramente forte e come dirigente penso che sia ancora meglio. E ora diamo uno sguardo ai risultati di pallanuoto con la Serie A1. A Brescia la Prorecco perde l'imbattibilità stagionale con diretta antagonista alla testa della classifica. I lombardi si sono imposti per 9-8 e si portano in testa alla classifica a 2 giornate dalla fine. Ha deciso la gara Figlioli a 9 secondi dal termine, una rete che cancella la rimontona della squadra di Rudic che perdeva 8-4 a 10 minuti dal termine ed era stata in grado di rimettere in parità il match. La prossima di campionato sarà l'11 maggio, la Prorecco ospiterà l'Ortigia mentre il Brescia giocherà in trasferta a Trieste. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda la Serie A1 femminile, dove le ragazze della Rapallo Pallanuoto hanno vinto in larga misura contro le avversarie della Torre del Grifo per 27-8, consolidata la terza posizione in classifica per le rapallesi a 40 punti, dietro all'Equipe Orizzonte 45 e SIS Roma 42. Sabato prossimo la Rapallo Pallanuoto giocherà in La Vasca del Calli Milano. In Serie A2 maschile, sconfitta di misura per il Lavagna 90 che nella vasca del plebiscito Padova ha perso per 11-10, nella classifica Lavagnesi quinti a 36 punti. In Serie B la vittoria del Chiavari con il Vigevano per 10-4, il Chiavari che si distacca dall'ultimo posto in classifica salendo a 9 punti anche grazie al favore dei cugini rappallesi che hanno battuto l'ultima in classifica, la Firenze Pallanuoto, per 6-4. E concludiamo con il pomeriggio di festa e di intrattenimento che è stato organizzato dall'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni al Parco Talassano di Chiavari, un modo per i tifosi per ritrovarsi insieme attorno a quello che è il giocatore bandiera della squadra biancoceleste, ovvero il portiere Andrea Paroni, ma anche per compiere un gesto di solidarietà. Le offerte raccolte sono state devolute all'acquisto di un defibrillatore che sarà collocato proprio nell'area del parco. Sentiamo. Come è nata questa idea di questo pomeriggio con i bambini, con le famiglie? Ma guarda, è stata una cosa un pochettino diversa rispetto alle altre che più che altro prevedevano delle cene, degli aperitivi per famiglie. Volevamo fare un qualcosa anche destinato ai bambini, poi la struttura è bellissima e nello stesso tempo volevamo fare in modo tale da abbinare la solidarietà, che è sempre stato quello che ci ha contraddistinto, col divertimento per passare una bella giornata. E pensando che questo parco vede tutti i giorni bambini, persone anziane e tutto, abbiamo detto perché non regalare un defibrillatore a questo spazio, e quindi pensiamo, sperando che non debba mai servire a nessuno, che rimanga lì chiuso nella teca, che avere un defibrillatore dove appunto ci sono tante persone, dove viene frequentata tante persone durante la giornata, sia utile. Ecco. Il vostro club nasce da una fede calcistica ma anche da un'amicizia con un calciatore in particolare, Andrea Paroni. Come nasce un po' questa idea proprio di intitolare un club ad un calciatore? Andrea è una delle figure che unisce tutti, cioè, andando in Serie A pensi a Del Piero, pensi a Maldini, pensi a Zanetti, sono quei calciatori bandiera che vengono comunque rispettati indipendentemente dalla fede calcistica di appartenenza. Io sono convinto che tra 30 o 40 anni parleranno di Entella, si ricorderanno del presidente Gozzi e di Andrea Paroni, saranno le figure che ricorderanno questo miracolo, perché poi per una città di 27.000 persone portare una squadra in Serie B, tenercela per 3 o 4 anni
e fare quello che è stato fatto è un qualcosa che rimarrà comunque nella storia. Ecco. Da tifoso adesso siamo agli ultimi 90 minuti di un campionato che ha avuto delle tinte anche un po' così particolari, sicuramente tinte molto forti, ma che cosa ti aspetti? Ma io mi aspetto quello che viene, nel senso, io seguivo l'Entella anche quando era in eccellenza, quindi è ovvio che sarebbe bello per tutto quello che è successo durante l'anno, che questi ragazzi, i tifosi, i ragazzi, lo staff tecnico, tutto il settore giovanile, perché di questa vicenda che ci ha portato a giocare 8-9 partite non solo ha rimesso la prima squadra, ma ci hanno rimesso anche tutti i ragazzi del settore giovanile che hanno visto rimandate tutte le partite, quindi impegni scolastici rimandati, è stata tutta una brutta pagina del calcio italiano che speriamo che non si ripeta più. Un bel pomeriggio di festa questo, in tutti i sensi, anche calcisticamente. Sì, guardi, noi sono 4 anni, infatti festeggiamo il nostro 4º anno del club, solitamente ci riuniamo con qualche cena aperitivo, ma questa volta abbiamo pensato di dedicare un pomeriggio ai bambini, alle famiglie e non c'era posto migliore che no questo parco, per cui siamo felicissimi, ecco, di vedere così tanti bambini qua presenti e niente, speriamo appunto di fare del bene nella maniera giusta. L'idea è quella di comprare un defibrillatore da lasciare poi qua al parco, per cui niente, andiamo avanti così. Che effetto fa vedere il proprio nome in una dicitura di un club che nasce da una fede, quella calcistica, però poi si estende proprio ad una persona? Sì, 4 anni fa, quando mi hanno detto appunto nel 2015 che mi avrebbero intitolato un club, mi ha fatto un effetto strano, perché l'ho sempre visto fare a grandi giocatori, a campioni, e quando ti dicono guarda vorremmo fare un club col tuo nome, ovviamente l'emozione è stata tanta. Sono contento, ecco, del fine, soprattutto con questo club, che è quello di ritrovarsi, fare del bene, fare della beneficenza, e sono contento abbiano scelto me per rappresentare, ecco, il loro club, e insomma in questi anni ce la stiamo mettendo tutta per fare, ecco, del nostro meglio. E come raccontavo prima, sono stati raccolti quasi 20.000 euro che siamo riusciti a donare tra realtà liguri e realtà friulane, da dove provengo. E niente, siamo molto, ripeto, orgogliosi di tutto questo. In qualche modo ti lega indissolubilmente a Chiavari questo club, al di là di quello che può essere poi il futuro calcistico? Sì, sicuramente, oltre i miei 11 anni di permanenza qua a Chiavari, questo club è una cosa che indipendentemente da tutto spero possa andare avanti, perché ripeto, il bene che cerchiamo di fare va, insomma, oltre ogni altra cosa, per cui speriamo, ecco, di continuare in questo percorso, in questo progetto che per ora ci vede vincenti. In questo momento della stagione calcistica avere vicini anche i tifosi è comunque un incentivo, anche poi per quello che si dà sul campo. Sì, assolutamente, ora siamo quasi alla fine, speriamo, ecco, di concludere sabato e avere buone notizie da Siena, e altrimenti ci saranno altre 4 battaglie, e speriamo appunto di avere un contributo anche da tutti i nostri tifosi e sostenitori. E con questa festa si conclude il nostro appuntamento con il Momento Sport. Naturalmente la rubrica ritorna nel fine settimana con tutte le anticipazioni. Grazie a tutti dell'ascolto e buon proseguimento.